Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Dato che qualche settimana fa ho fatto una puntata per identificare tutti quanti i modi con cui i napoletani parlano della vagina, mi sembrava giusto parlare anche del corrispettivo maschile, ovvero il pene. E già so che questo video andrà come il precedente, quindi gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e andiamo così. I napoletani hanno un dizionario alquanto variegato per indicare il proprio compagno maschile. Uno dei modi più utilizzati è il termine fravaglio. Con il termine fravaglio si indica anche l'asso di bastoni quando si gioca a 3-7, il carico, cosiddetto carico più grande. Tutto nel 3-7 a perdere, il cosiddetto traversone. L'asso di bastoni vale 11 punti e là è chiamato fravaglio, quindi indica una cosa pesante, per indicare forse anche le dimensioni. Un altro modo di dire molto simpatico è il capitone senza le orecchie o capitone senza orecchie. E io mi ricordo di aver assistito a una scena in un pullman di diatriba tra due vaiasse, donne di basso lignaggio, che a un certo punto una disse vicino all'altra: io ti faccio mangiare un capitone senza orecchio, ti faccio mangiare dal capitone senza orecchie. E una bambina vicino alla mamma disse: mamma, ma il capitone non ha le orecchie. E la mamma era qui: zitta tu, non ascoltare, per farvi capire il contesto. Come la volta scorsa abbiamo parlato anche della vagina per delle bambine, anche il pene dei bambini ha un nome specifico, che è il ciciniello, che sia il pesciolino appena nato, quindi anche il pene piccolo. Altro modo di dire è compagno mio, il mio compagno, il mio amico, per indicare comunque una persona con cui sta sempre insieme. Oppure identificare il numero della smorfia che identifica il pene, che è il 29, o pater creatura, il padre dei figli, perché ovviamente portando lo sperma è il generatore della vita. Si usano poco altri modi come mazzarello, pesce, penso che sia ormai sdoganato anche da serie televisive come Gomorra. Mazzarello battaglio. Una parte del pene, il glande, identificata in napoletano con il termine fravona. Fravono o fraona. Ho cercato l'origine di questa parola, ma non l'ho trovata da questo punto di vista. Un altro modo di dire è o fatta apposta. Ma qua entriamo in un altro campo, perché o fatta apposta non indica solo il pene. O fatta apposta indica anche qualcosa che è stato generato, creato apposta per sbloccare una determinata occasione. È anche un modo per indicare qualcosa di cui non si vuole parlare in pubblico, ma si intende con una persona con cui si è in combutta e che si sa di cosa si sta parlando. E il portato fatto apposta, che sia una pistola, che sia un documento, che sia l'assegno per una casa, in quel caso il fatto apposta indica un oggetto fatto apposta per quell'occasione. In come il pene sarà fatto apposta per copulare, da questo punto di vista. Siamo arrivati alla fine. Ci sono però due modi di dire molto carini relativi al napoletano con identificare la parola del pene nella sua accezione più volgare. Uno è molto carino, che hai pigliato cazzo per banchi all'acqua. Hai preso il pene per la banca dell'acqua. Hai preso fischi per fiaschi o hai sopravvalutato una situazione. E un altro modo di dire molto simpatico è, ce ne sono due, o cazzo non può pensiero.
questo sta a identificare principalmente una situazione in cui la non perfetta rilassatezza e sanità mentale inficia anche le prestazioni sessuali. E l'ultimo invece molto carino è puro cazzo e piccirillo e pose paurossa, nel senso che pure il pene prima è piccolo e poi cresce di dimensione, ovvero bisogna sapere aspettare il tempo delle cose, bisogna lasciarle andare fino a compimento. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!